Pensiero del giorno, mercoledì 27 novembre. Avere uno sguardo di benevolenza. Siate gentili gli uni verso gli altri, compassionevoli, perdonandovi a vicenda, come Dio ha perdonato a voi in Cristo. Lettera agli Efesini, capitolo 4, versetto 32. Questa parola è tratta dalla lettera di San Paolo alla comunità efesina. L'Apostolo parla della vita cristiana come vita di unità e di carità. Dopo aver elencato le cose che l'amore cristiano ci fa evitare, ci dice cosa questo amore ci spinge a fare. Ed ecco uno dei primi atteggiamenti che la carità ci suggerisce: la benevolenza, la comprensione, la misericordia, il perdono verso tutti. In Gesù vediamo un amore infinitamente accogliente. Gesù non condanna, non esclude mai nessuno, sostiene e incoraggia tutti. Non spegne la fiamma tremolante. Il suo amore va alla ricerca della pecora smarrita. È un amore che ricostruisce e ristabilisce la pace. È un amore che perdona senza limiti, che dimentica tutto, che celebra il peccatore che torna alla casa del Padre, rinnovandolo completamente. Dobbiamo guardare Gesù, pensare a Lui e cercare di avere verso il prossimo la stessa benevolenza e misericordia che Gesù ha avuto verso di noi, che ha sempre avuto e di cui non dubitiamo mai, anche se ci sbagliamo 100 volte al giorno. Chiara Lubick, stracci del commento alla parola di vita dell'agosto 1988. Parola di vita novembre 2024. Lei, questa vedova, nella sua povertà, ha messo nel tesoro tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Dal Vangelo di Marco, capitolo 12, versetto 44.